Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi è giovedì 23 marzo, siamo qui con la Spark. Domenica si correrà alla Tre Valli. Di solito il giovedì prima della gara faccio un richiamino di intensità giusto per provare le gambe e per sbloccare un po' il cuore in vista della gara di domenica. Ma oggi insomma sarà un po' diverso dal solito, ora vi racconto meglio. Dopo la gara di Vidor ho deciso di fare delle analisi del sangue in quanto mi sentivo abbastanza strano. Vi lascio il video qui sopra se ve lo siete perso. Da questa analisi è emerso che ci sono 3 valori che non vanno bene. Martedì questo, quindi 15 giorni dopo, avrò ulteriori analisi per capire e da qui in avanti avrò insomma da tenere monitorata la situazione, vi terrò aggiornati comunque. Per questo motivo domenica sarò lo stesso a Tregnago, però per questa volta per fare assistenza ai miei compagni e per farvi un po' un sunto della gara ma vista da fuori. Mi dispiace, sarei il primo che vuole essere dentro, però dai, a me le gare piacciono e se non posso correre voglio essere lì per aiutare i miei compagni. Mi sembra anche giusto, non potendo dare il mio contributo facendo dei risultati o comunque partecipando alle gare, cercare di aiutare la squadra alleviando un po' di fatica a chi ci offre un servizio, ecco. Ad ogni modo l'allenamento si fa lo stesso, facciamo un giretto del circuito qui che è il solito. Signori, tecnica fatta, abbiamo fatto un paio di giri nel circuitino qui di allenamento. Il video prosegue domenica mattina a Tregnago. Noi ci vediamo i prossimi giorni. Ciao ciao! 3 days later. Allora, signori, è domenica, è una magnifica giornata, anche se non sembra da giudicare dal finestrino, ma vi assicuro che è così. Ora ci trasferiamo a Tregnago veloci come un ghepardo che non mangia da 2 settimane e niente dai, ci godiamo un po' la giornata. È una delle poche gare che vedo da fuori e che sono lì insomma per dare una mano, quindi vediamo di divertirci e passare una domenica un po' diversa pur essendo nello stesso posto. Vamos! Bene, siamo arrivati. Ora i ragazzi stanno facendo riscaldamento, ho ritirato i numeri stamattina, ho fatto un po' di cose burocratiche che di solito fanno altri, però come dicevo, non potendo dare il mio contributo correndo, aiuto gli altri. Ora i ragazzi stanno facendo il riscaldamento, io sono con loro tanto per far girare le gambe, poi prima salita vado a vederli e sull'ultima, che sono i pezzi un po' più panoramici, se qualcuno ha bisogno di una borraccia o altro si fa. Gas! Visino, Franz Hofer, oramai anche lui legato a doppia mandata da alcuni illustri alla mountain bike. 2 parole a riguardo. 10:30 raga, sono partiti, adesso arrivano subito qui sulla prima salita. Eccoli raga, eccoli, gruppone, mega gruppone, super tantissimi partenti oggi. Lui fa meno fatica però. Oh, guarda che bello però vedere da fuori tutti i colori così, Questa è la prima partenza con Elite e prime fasce Master, mi pare. Ale, op. Ale. Ale Mattia. Vai Beo, vai Davide. Che bello vedere i ragazzi che corrono, tutto il gruppo che viene su, quei colori così che si muovono, tutti i puntini veloci. È veramente bello, purtroppo non posso essere lì oggi e mi tira un po' il culo, devo dire. Però dai, qualcosa di diverso e ci sta, mi diverto lo stesso. Ora
questa è la prima salita. Adesso scendo fino a Tregnago di nuovo e salgo dall'altra parte, che andiamo circa a metà dell'ultima salita di quella dei Cancelli, e vediamo, insomma, anche lì è un gran bel passaggio da vedere, quindi vamos. Nel frattempo mi ero studiato tutte le stradine su Strava per saltare e fare qualche scorciatoia e divertirmi un po' anche io, perché bello vedere, però fare è un'altra cosa. Attenzione, che scorci in mezzo agli ulivi. Comunque ragazzi, sto facendo sta salita qua per salire lì in cresta e scendere dall'altra parte, e tralasciando il fatto che sto facendo più fatica di quelli che corrono, perché ah no, è la pagina sbagliata, ma bella bella sta salita, giornata top anche. Vabbè, ma che bello, Diogo! Ah, che bello! Che strosetti! Perché non conosco qua le curve, Figata, oh! Eccola! Questa è l'ultima salita, ragazzi, e ovviamente si fa il contrario. Siamo arrivati, la salita è quella là, come vedete ci sono in due ciclisti che stanno salendo, è molto bella, soprattutto molto panoramica, e siamo circa a metà, quindi secondo me ci sta perché insomma da qua in 10 minuti sono arrivati. Mi faccio qualche ripresina col drone e poi quando sono passati i primi scendo un pelo e faccio un passaggio borraccia e via, e via. Guardate che organizzazione, c'è un catering mi sono portato dietro. Io volevo correre. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Ale, 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 op, 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 op. Dai Dani, ale, op, 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 op. Ale, ale. Vuoi coca, Dani? Dai, dai, ale, 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 dai. Op, op, op. Ale, ale, ale. Poco, poco, altri 3 minuti. Raga, ho visto il passaggio di tanti, i primi, fino circa al 70esimo così. Poi mi sono attaccato dietro a Davide, un mio amico, quello che vedete ogni tanto nei video. E poi l'ho passato che gli ho fatto un po' da traino in salita per aiutarlo psicologicamente. E mi sono sbloccato anche io, ho fatto i miei 5 minuti in soglia, che male non fanno. Martedì, quindi dopodomani, avrò degli esami di accertamento, speriamo che sia tutto ok, insomma, che sia solo un periodo un po' così e che tutto torni normale. Per il resto gas come al solito e ci prepariamo, perché marzo è finito, ma aprile verso la fine è pieno di gare belle soprattutto, che mi piacciono, e poi a maggio ci sarà la trasferta in Lazio che ancora non vi avevo detto. Raga, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Io ho ancora il fiatone, ormai non ho più l'età per fare queste cose. Iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao raga.